Dimagrito e provato dallo sciopero della fame. Dottor Meloni in tribunale a Cagliari all'udienza sulla scarcerazione. Credo nella giustizia. E adesso la vicenda di Dottor Meloni, lo vedete in queste immagini, oggi è comparso in tribunale a Cagliari per chiedere la revoca dei domiciliari. C'era per noi Egidi Angela Secchi. Dimagrito ma sempre combattivo e incline alla battuta di spirito, camicia alla sarda e gilet grigio. Si è presentato così di fronte ai giudici del Tribunale del Riesame stamattina Dottor Meloni, il Presidente della Repubblica di Maluentu, ai domiciliari perché è accusato di frode fiscale. È arrivato senza nessun ufficiale di polizia giudiziaria, ma accompagnato solo dal suo avvocato che ha avanzato le richieste alla Corte. Principalmente l'istanza di revoca della misura cautelare in corso, degli arresti domiciliari e quindi la rimessione in libertà del Meloni. Per quel che riguarda l'utilizzo della lingua sarda? Abbiamo insistito su questo punto perché abbiamo ritenuto che di fatto l'interrogatorio non si sia svolto proprio per questo motivo, perché al Meloni non è stato dato modo di rispondere agli interrogatori utilizzando la lingua madre. L'udienza a porte chiuse è durata una manciata di minuti, poi Dodore ha fatto il rientro nella sua casa di Terralba dove si trova agli arresti domiciliari e al 18° giorno di sciopero della fame. Sono molto stanco, ieri mi hanno fatto le analisi del sangue che in giornata me le hanno date, i valori molto bassi, tipo il ferro che è inferiore a 15, che i dottori mi hanno detto che forse avevo solo acqua nelle vene. Fiducioso? Ma io sulla giustizia sono sempre fiducioso perché i fatti sono questi, nessuno può dire che ho commesso dei reati, primo perché non c'è stato nessun processo, secondo perché è solo un pretesto per le mie battaglie che ho sempre condotto sia contro la finanza che contro altre cose.